E oggi, dunque, il titolo di sua intervenzione è un'arte alle volte arcaico e moderno, ci spiegherà perché. Le sue ricerche sono state lunghe. Dunque, tagliala parla per via forse io ho una prima domanda e poi dopo ti lago intervenne in Taudovilo. Come infine, non so mica come formulare una domanda, ma l'idea di fare suo lavoro non ti mi rispondi, non tu sei una donna, non so se tu pratichi di tu stessa, ma a so che sei di una famiglia che so poeti e che conoscono se forme giganti. Sa voglia di lavorare non ti mi rispondi e di va giusto appunto conosce e di va bene chi si può avanzare con mi rispondi come lo si è fatto per Abadiella di valori conosce che i giovani si impegnino di non queste forme d'arte qui di da yoga che tu si che la de giunta stile qui si cascata in abignata o che? Allora, si può dire che sono cascata in da bignata, posto che, come l'hai detto, Patrizia, sono nata in una famiglia dove si cantava assai e dove si canta sempre, e dove si improvvisa, di no? Dunque, ho sempre inteso improvvisare un nuovo abone, con sovratello, e poi dopo babbo. E di Berghi, bon, da Giuga la giuntese, ma come tutti i idee, non ci interessava mica di più che a sto canto qui. Per me era qualcosa che faceva parte di l'ambito naturale, come la lingua, come il resto, come appena di meno a Badiela, pur così babbo a cantava proprio bene, ma come non hai mica d'altri cantatori in giro che vogliono accompagnare, dunque senti appena di meno a Badiela, ma udiamo rispondi e Berghi la sempre inteso da Giuga e per me era qualcosa di naturale che si praticava. E poi dopo ho cominciato ad andare a esercitare organizzate da Pigna, da Tony Casalonga e tutta la sua squadra. E di così che mi ho scoperto, ho visto che c'erano altre persone che cantavano di non studiare e rispondi e soprattutto all'istessa epoca di l'epoca dove io ero studiante e dunque passavo un corso di professore di scuola a tempo a un amico che vedete appena in questi ritratti qui conoscete sicuramente se può seguire da mi rispondi di Tito Limonci, Cristovano Limonci, dunque eravamo assai amici e andavamo spesso a steserate. E spesso ci trovavamo a essere pochi giovani a steserate qui. E ci siamo detti, bon, come va per interessare di più i giovani? E io a tempo, io, il mio studio, sto concorso per essere professore di scuola, era di non scritta in master all'Università di Corsica. Qui, all'anno di meglio, quando c'è borso da scegliere un soggetto di memoria, mi sono detto, mi rispondi, mi interessa, vorrebbe va conoscere di più ai studenti, ai giovani, dunque ho scelto sto tema qui, sta tematica qui di lavoro di ricerca di memoria di master. E di all'anno di meglio, che dopo mi ha detto, ma non c'è mica pianta qui, c'è bisogno di studi non mi rispondi, non c'è mica tesa per avere non un soggetto, scrivi in tesa e fa sta tesa di importante per mi rispondi, per sperdi, per cultura, eccetera. E dunque, come era anche io appassionata, ho accettato questa missione qui proposta dall'anno di meglio. Ecco.
a viola di Pedro Santucci e a violina di un messo sto ritrato qui che è stato scelto da USCU per illustrare dunque questa comunicazione di Estonda e non sto ritrato qui che è stato diapo da Babbo, giusto appunto, si vuole di noi a Babone, che boh l'idea. Qui, Babone qui. Dunque, Carlo Marini ha detto Garlone e giusto appunto avevo visto appena di parlare di sto idrato in da mia presentazione perché chi di un idrato di già simpatico e poi c'è altre persone forse che riconosci non da sto idrato e giusto appunto la persona con quale qui discuta Babone di Pedro Grimaldi. O Lamento di Viligone, forse hai inteso forse di più o Lamento di Viligone che d'altre canzoni. Dunque qui, sto ritrato è stato diapo l'8 settembre per festa di Amaon in Aligiani. Gli anni 80 esattamente, non so mica l'annata esatta, ma sono gli anni 80 e dunque di festa di Amaon e di una festa qui in una baracca, in dove si canta e da redo ci sono i fratelli Andreani, che è Christian e Jean-Jacques. E da redo di un certo Biedri che sta in Tarano, che dunque è un paesano e dunque sto ritrato di per me è simbolico perché già c'è Babone Nantes e poi di noi perché chi rappresenta dunque un spazio, un luogo prediletto di scambio per diamo rispondi dunque i scontri paesani. Questi scontri qui, allora qui a Zanta, ma di portuguesi si vestidia a Maona, ma in Aligiani, non è mica a Zanta di Niolo di Rabella Sicura, di noi, un luogo prediletto per diamo rispondi. Per stare assente, per praticare come in differenti fiere, scontri, tondere, eccetera. Dunque, ho parlato appena di sto ritrato, voglio dunque anzitutto ringraziare l'università, USCU, Patrizia, Bella Sicura per questo invito e soprattutto per mettere in valore di me rispondi. So mica se tutte le persone che sono qui conoscono starte, dunque penso che è bene di valorizzarlo, di presentarlo ai studenti, ai giovani e dunque a ringraziare bien per questa messa in valore, mica di abumo da Hawaii, ma di me rispondi soprattutto. Dunque, studio Hawaii, ne abbiamo parlato appena, è stato fatto sotto la direzione di un professore l'anno di meglio e di noi in collaborazione con l'associo di Udiame Rispondi e i Zobuedi, che ho bella sicura, ringrazio per tutti i testimoni, tutte il tempo che mi hanno accordato, ciò che si è svolto in questo metodo di ricerca, infatti, di chi allora, ha durato una bella stonda perché chi era già di noi a tempo salariato, lavorava e poi mi è voluto assai tempo per raccogliere tutti questi testimoni. Quando ho cominciato a fare queste ricerche, feci aperta di noi un programma Incontro. Il programma Incontro era un programma europeo e dunque c'erano assai scambi con cercatori toscani, italiani. E eles mi hanno dato consigli perché chi di si va già assai sto studio di stiganti improvvisata di Lotta Varima, di Agar a Boedica in Sardegna e mi hanno detto Fedia, tu cascava perché chi conosce già quasi tutti gli improvvisatori si qui e di a maniera più naturale di raccogliere informazioni perché chi c'ha adesso una confianza con i Boedi e di bere chi ha avuto di più informazioni ma di discursate informale che una volta che aveva un modo elevo o un registratore per registrare quando buonia domande di differente. Dunque mi sono messa veramente in scambio e cascava perché chi mi interessava assai di seguidali e ho seguitato tutte queste errate, ha registrato assai
Abbiamo adoprato un boghi di documenti che esistevano già, bella sicura. Penso che quelli che si interessano a musica tradizionale, al canto tradizionale, sono già sicuramente andati al museo di Corsica, sta assente tutti questi fondi magnifici. E dunque abbiamo bussato con tutte queste raccolte, studiare un boghi di passate, di improvvisate. Abbiamo scelto una decina sferrante, non ha un passo di tempo di quasi 100 anni, infatti. E dunque abbiamo bussato trascrivere una decina di improvvisate, una decina di passate e studiare, analizzare a livello di un discorso, eccetera. Dunque, qui abbiamo certi elementi che abbiamo ricacciato di questa analisi. Abbiamo studiato di noi film documentari e anche analisi pedagogiche. Allora, qui non è mica un soggetto a tematica di trasmissione in scuole, ma da sapere che è una aperta di modesa di noi, questa tematica qui di ciò che si vage, ciò che si è fatto soprattutto, e ciò che si può. Ecco, per questa trasmissione a livello scolare. Posto che è qui che si può toccare o più persone o più zideli. Dunque, oggi abbiamo scelto di presentarvi soprattutto un boghi di elementi tecnici e di regole da rispettare. Diremo di noi che dobbiamo rispondere essendo un discorso cantato, può essere oggetto, come l'ho detto prima, d'analisi discorsiva. Cioè mica scordarsi di noi che è un canto, dunque un piccolo punto non l'aspetto canto. E dunque abbiamo messo qualche esempio di use da mettere in risalto il procedimento e i meccanismi di l'improvvisazione, che così pare naturale e che si va di maniera inconsciente, forse che Paolo dopo può testimoniare in quanto che improvvisadore, in quanto che poeta, e certe cose non si ne rendono mica conto, ma una volta studiate e messe in risalto, si possono dopo trasmettere. E di avere l'interesse di noi di scortigare su canto, di avere veramente tutti gli elementi precisi da poi dopo trasmettere ai più giovani, a tutti quelli interessati, mica solo giovani, per sicuro. Un metodo preciso per poi, una volta che conoscete tutte le tecniche e tutti i fatti, i potete trasmettere, allora bella sicura, non si verrà mica se può trasmettere a tutti questi giovani, a tutti questi scolari, non si verrà mica decine di poeti, ma di già o prima fare di chi si formerà persone, un pubblico che potrà stare assente e che potrà apprezzare o rispondere conoscendo e regole precise. Per poterlo apprezzare, ci vuole quantunque a sapere che ci sono queste regole da rispettare. Dunque, prima affare è formare un pubblico. E seconda affare è una volta tutti questi giovani appena formati, forse chi si scoprirà un talento, due, tre, nella generazione. E questo è importante. Il problema d'oggi è che, abbiamo parlato prima di questa stonda, non ha oridato qui di questi luoghi prediletti per la pratica di dobbiamo rispondere. Il problema è che sappiamo che la società corsa assai cambiato e queste stonde qui, questi momenti di trasmissione, ce ne di meno in meno. Non abbiamo mica previsto di parlare dell'aspetto di un dono di dobbiamo rispondere, ma quando dobbiamo fare una piccola stonda. Infatti, quando ho cominciato a discutere con i più anziani, mi dicevano: ma ciò che tu dici, guidi, puoi trasmettere tutto, non è mica possibile. Dobbiamo rispondere, non si impara mica. Di un dono. Asai va o asai mica va. Ciò che non si rendono mica conto è che egli stessi l'hanno imparato. L'hanno imparato di maniera inconsciente, in immersione, esattamente, l'hanno imparato in immersione perché chi egli erano in stevami e qui, in due a rima, il canto, il ritmo, tutto quello di un canto tradizionale,
l'abbiano integrato da boidiughi, que nane, i ganti di Hawaii, eccetera. Dunque, l'hanno imparato, ma l'hanno imparato di maniera inconsciente. Ben, on teniamo che andare a dire a Paolo, vedi, qui, sono 3 filari, di, ça veut dire bene, e così, e voilà. Ma di maniera inconsciente e in daso persona, nello stesso, in tutta la persona, mica solo in daso mente, ha integrato questi elementi qui e ha potuto dopo cantare è lo stesso. Ma c'è quantunque un imparare. Ma di Berghi, dopo c'è l'aspetto poetico, dimenta essere un poeta, ognuno ha la sua sensibilità e ognuno ha le sue speranze e le sue possibilità di noi, che possono essere di noi così lavorate, bella sicura. Bella sicura. Dunque, qua qui, giusto un generalità non ha un canto improvvisato, posto che io mi rispondi, di canto improvvisato. Dunque, canto improvvisato di una presenza in un mondo usano. Un canto improvvisato, allora in Corsica c'è parecchie maniere di noi di fare un canto improvvisato, ci sono le nanne, ci sono i vogeri di noi, ci sono i contrasti, e io mi rispondi, faccia parte di questa forma di improvvisazione. Da saber che è praticato o canto improvvisato, conosciuto e praticato no Mediterraneo, da poi a minima la ede greche. E testimonianze che noi abbiamo, veramente rigolano gusti. E secondo Pierre Beck, che è un cercatore di poesia greca, ci dice la poésie et la chanson dialoguée, les joutes oratoires, les défis poétiques sont des faits culturels de tout temps et de tout pays. E di Berghi fanno una ricerca na giuridro dappertutto. Anche l'Eskimo, qua sono i dovredo quadrati, praticano una forma di canto improvvisato. Queste regole stesse, bella sicura, le regole dopo sono sferrante, le regole di Udia mi rispondi, non sono mica quelle di Agarra Boediga Sarda, come non sono mica quelle di Duscani, di l'ottava di Duscani, tutto è sferrante, ma c'è comunque un fondo comune, e per esempio, per rimanere in questo Eskimo, ho visto un riporto, infatti, radegano solo quando ci sono i conflitti. Per regolare i conflitti, praticano questo canto improvvisato. E ciò che è stato detto di non per mi rispondi, c'è stato testimonianze di chi certe volte mi rispondi era dovuto per regolare certi conflitti in famiglia, eccetera. Dunque, giusto un'ultima cosa di Bigea, Dominique Salini, in suo libro Histoire des musiques de Corse, ci dice che di un canto più spudico e due lusi ridroa veramente l'ama poetica, d'accordo? Dunque, un canto riconosciuto dai cercatori per la sua sensibilità e per la sua funzione poetica. Allora, qui può avere messo 2 idrati, ma forse non si vede mica la leggenda che dice in fondo dunque di un idrato che è stato diapo in Calaguccia negli anni 60, una merendella di Buedi. Dunque i Buedi Stati Uniti facevano una merendella e facevano bella sicura, scambi e ti mi rispondi. E se poi vi dite, si vede una ona, dunque c'erano anche one che improvvisavano, donne ancora riconosciute, come per esempio di volta che è ancora a sua viola. Dunque parecchie donne riconosciute, allora di Berghi allora attuale, io non ne conosco più. C'era Giuseppe Geronimi che ha cominciato con Tito eccetera, ma chi dopo ha piantato. Non so mica in di giorni guisse le giso improvvisatori e improvvisatrici, sarebbe tanto meglio, fatevi a conoscere in caso mai per aggiustarvi in caso di bisogno, in bidabia eserrate eccetera. Ma qui si vede che a merendella di Bue dice comunque una buona presente.
Dunque, ho detto che abbiamo rispondi come tutti i canti improvvisati a eso regole. E eso regole sono veramente precise e da rispettare. E i buedi da Hadelli, per noi, sai, vagano voilà, quelli che non rispettano mica le regole. Hai visto un pegno in più, un pegno in meno, e così, e qua là, e arriva qui, non c'è mica, manco rima. Dunque, questo quadro qui è veramente essenziale, preciso, e di noi importante per noi a livello di trasmissione, perché chi è lui che ci ha da permettere questa trasmissione, questo quadro preciso. Dunque, gli elementi costitutivi essenziali di chi di già, per usare una decina di buedi, di un scambio ognuno a suo giro. C'è un rispetto che si basa da di buedi, non c'è mica tagliare parola, e d'altronde rivede radio dopo non sta fare di tagliare parola. Voilà. C'è un certo rispetto di altri buedi, dunque ce l'aspetta uso giro. E c'è di noi può essere chiamato, se lo per i buedi, ma di ognuno a suo giro. Di una produzione orale per lo più. Allora, la più precisato qui perché chi infatti per lo più di una produzione orale istantanea, ma abbiamo visto in certe forme e soprattutto per l'imparare i giovani che hanno cominciato per praticare o di rispondi scritto o scrivere rispondi, o chiameremo così. E hanno cominciato così e conoscendo le regole precise di metrica eccetera. O fatto di scrivere ci hanno spiegato che gli lasciava di più tempo di riflessione, eccetera. Ma di berghi di regola di una produzione orale istantanea. Dunque, queste regole poetiche di metrica e di rima hanno fatto una diapo specifica non ta que rivenere più dopo. C'è un verso che è specifico a ogni cantautore, c'è una wasa melodica che si ritrova spesso in tutti gli improvvisatori, ma dopo ognuno comunque ha la sua specificità, la sua maniera di fare, la sua riucade, secondo la sua voce, secondo la sua capacità di cantare e secondo di noi la sua maestria di canto. E a sua personalità di noi, bella sicura, e di noi spesso il verso di noi una fare di famiglia. Spesso si ritrova un'unità in due verso, un'unità familiare o anche certe volte di riunione, di paese. Dunque, l'ultimo punto è il soggetto. Dunque, il soggetto certe volte può essere scelto. Per esempio, in dei scontri in vie, certe volte il soggetto di questo qui ce l'ha cantato in questo soggetto qui. O c'è stato vi do un altro esempio, c'è stato a un momento dato un'esperienza con un gruppo di jazz, Protocollo Inconnu, dunque chi cantavano e erano musicanti, dunque aveva dentro la scena i musicanti di jazz e un tavolino con l'improvvisatore. E i musicanti di jazz facevano un concerto come la Liania, sai improvvisazione, posso dire di jazz, dunque di improvvisato di noi, e davano una tematica di una canzone, per esempio, il sole, a warp, eccetera, e toccava l'improvvisatore che erano accanto a tavolino di improvvisare. Dunque, certe volte il soggetto può essere esterno, può essere scelto, ma per lo più il soggetto esce da un contesto. Due improvvisatori che si scontrano, stanno a salutare, e poi certe volte hanno a parlare di ciò che a livello non in Israele, stanno a parlare di noi spesso, se lo si scherza appena, si magari appena, di denuda di persona, di capillera, eccetera. De forza inteso, se può eseguire do stonde di improvvisazione, spesso si va di noi appena non ta fisico di l'improvvisatore. Dunque, il soggetto esce da un contesto e evolue a lungo di un scambio, di aserrada, di evolue. Ecco. Dunque, a parlare penuncia a di veramente un meccanismo di l'improvvisata. Allora, non è mica
dato la leggenda dell'ultimo idrato di Garlino Orsucci in San Vincente, una festa patronale, dunque torna una stonda di basturismo e di spertera culturale, e dunque due si può improvvisare di maniera, ma di allora naturale, posto che non è mica come questo qui, sto idrato qui che è lì, sto idrato qui è in Antuscena. Sto idrato qui è in Pigna, o di me risponde di Natale di Pigna, o famoso che si passa tutti gli anni l'ultimo sabato di Jam. Dunque questo qui è appena di più organizzato e si passa in Antuscena, dunque di un altro contesto che cambia di nuovo l'improvvisata. Ha già detto, l'improvvisatore non è mica la stessa affare di improvvisare quando tu scontri un altro improvvisatore che di improvvisare in tua scena. Paolo conferma. Dunque, il meccanismo dell'improvvisata, cioè semplicemente chi si inventa e si canta a tempo. Dunque, i poeti dicono che spesso a prima rima che gli viene, di a rima finale. Si, la sicura sappodia non anta ciò che le è stato detto dall'altro improvvisatore, dall'uso partenario, e si dice la diasciaca quella avvine. A rima finale, la sicura è quella che punteleggia tutta la trovata, infatti. Dunque, partono da questa rima finale e dopo si sbrogliano per completare la strivilare. Dunque, per completare la strivilare, certe volte hanno bisogno di tempo, dunque certe volte hanno allungato verso per riflettere, dunque per riflettere, per più tempo, di scegliere queste rime. I più anziani mi hanno detto in gli scontri, in gli scambi, e d'altronde c'è una testimonianza di noi di Giacinto Orsucci, che ne parla in un'intervista di Pierre-Jean Lucioni, in un film, che dunque dice che spesso ripigliavano, forse mica l'ultimo verso usano, l'idea in tutti i casi, e o manco l'ultime parole di un partenario, da costruire il primo filare. E quello aiutava, perché gli dava una materia, infatti, perché chi aveva dunque questi tre filari di CVGBI da compone e ce la empieli. Dunque, c'è la materia. Dunque, una prima maniera d'empiere della materia era di ripigliare le parole di un partenario. Dopo, ciò che ho visto e ciò che penso quelli che seguono a esercitare di me rispondere si ne rendono conto di che spesso si sente ne diamo a musa adorima galina, adorima così, o verso preciso, e infatti rimangono spesso queste formule qui, sono veramente formule. Allora, io le ho viste, intese queste formule qui, e dopo quando ho letto una bibliografia di ricerca facendo questo lavoro di tesi, ho visto che infatti questa teoria formularia, la teoria delle formule, è messa in risalto da poi barrettiani e si ritrova dappertutto. Il primo che ha messo in risalto questo aspetto di formule che vengono piazzate per costruire un villaggio, per aiutare a costruire un villaggio, di Paris, in 1928, che ha studiato i scritti d'Omer. Dunque, questi si ritrovano di già queste formule qui che rimangono e che aiutano a costruire, a completare i villaggi. È stata di noi messa in risalto dopo in uno studio gigante improvvisato dell'Atlas Maroccano da Jouad in 88-89 e anche da Maria Manca in 2009 in uno studio di Agar Bue di Gazarda. Dunque, qui mi sono detto, non mi sbaglio mica, ci sono queste formule qui che aiutano a completare e che permettono di noi, perché chi so, allora, la sicura per Bueda è fatto di maniera incosciente, non si ne rende mica conto, ma il fatto di piazzare questi elementi già costruiti, ma gli permette di liberare una parte di uso cervello per riflettere. Posto anche, cioè, l'ho detto prima, cioè tenamente che si inventa e si canta a tempo. Dunque, ce la può avere a disponibilità
per rivlete a ste rime qui a sta costruzione. E dunque, ste formule qui, per dirla appena di maniera di abbia un Casaius, Casaius che elle ou la messo risalto in due studi di Laedi e Hydrobadour. Donc, ces formules accompagnent des groupes verbaux et des groupes sujets, et en combinant un groupe verbal avec une formule, l'AED peut, de façon automatique et sans avoir à réfléchir, fabriquer des verbes entiers. Donc, écoute, di un appoggio, un aiuto a costruzione. Et aggiungiamo, un grand nombre de groupes verbaux semblables permettent de fabriquer autant de vers exprimant diverses actions. Donc, bolesi qui con una wasa, può essere dopo costruì all'ingir. Ma forse anche voi di per l'obium si ne rendono mica conto ed è fatta di maniera incosciente sta dobro qui. La dobro dunque di ste formule bene di noi fa lavorare a memoria bigina e landana. Per lavorare di noi sta memoria e spesso i buedi adobrano di noi più verbi o detti che favorizzano dunque l'emergenza di villari. Bella sicura che la maestria di lingua e di un lessico è importante. Più ammaestrate a lingua, più ammaestrate un lessico vario e largo e più avrete possibilità di costruire, di creare filari. Dunque, la struttura poetica è precisa, è quadrata e è anche a matrice dell'improvvisata. C'è bisogno di integrare questa struttura e questo ritmo proprio a Uganto per facilitare l'espressione. E d'altronde, qui mi troverà di un piccolo esercizio che è stato messo in ballo da Nicole Casalonga quando aveva già intervenuto in scuole. Prima si passava dunque per persona, veramente, da integrare il ritmo di maniera naturale, perché il ritmo di Udiame rispondi come un ritmo di barretti canti improvvisati non è mica un ritmo ma di strumenti temperati, di strumenti che noi abbiamo si conta piuttosto come per tutto ciò che è più anziano ladino in breve e lunghe. Dunque, da integrare questo ritmo, Nicole Casalonga ha messo in piazza esercizi in giro uguali, e dunque questa matrice, questa struttura poetica, ciò che il poeta l'epi integrata in questa persona, ed è qui quando spiegavo prima che l'hanno imparato di maniera inconsciente perché l'hanno integrata questa struttura, questa matrice poetica, questa matrice di costruzione in questa persona stessa, veramente risentano in questa persona. E d'altronde ha avuto testimonianza di vari poeti che mi hanno detto che Pampagiolo, quando lui merciava, quando era anzianetto, merciava con una gana e merciando quasi gana, faceva il ritmo. Faceva il ritmo, infatti l'aveva sempre nello stesso. E se bo, e di quello che è importante, se risentelo in una persona per poi dopo tradurre con parole. Ecco. Passiamo appena più di maniera precisa. Se voi avete domande, non esitate mica a interrompere, a fare domande, se ci sono cose che volete precisare, per sicuro, non si aspettare alla fine di astonda, si può parlare subito. Yeah. 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 E con il pubblico di noi. Con il pubblico di noi. Yeah.
di nu gioco, yeah. Yeah. Mm. Di que di chi di perdimento cusciante per quello che aveva per u buede per lo più di incusciante e quando ne parlava con lei cercava di sapere ma perché non so mica mi viene così ma infatti di berghi dopo quando tutti si parlano e sfere antiganti improvvisate si ritrova dappertutto e dunque un po' seguire sta fare qui di libera tempo di liberare di noi possibilità di riflettere e di pensare a altre affari più complicate. Posto che e di noi quando dici a certe volte allungano appena il verso per voilà, e si vede quando li cercano a rima piano di più tempo piano voilà, facendo riugate per allungare eccetera. Yeah. Yeah. Ecco. Per poter trasmettere di scopo di noi di quello scurtiga per poterlo trasmettere. D'un'altra maniera, posto che a maniera di naturale si ritrova quasi più. Non dico mica più perché esistono sempre i giovani che sono in stambi queste famiglie, ma non è più a maggiorità di giovani. Giusto un piccolo punto appena tecnico e preciso nella struttura di Uderzino. Dunque, so 3 filari di 16 sillabe. Allora, certe volte si sente 6 dotu, ma infatti si può vedere il verso di un solo di 16. Si può seguire la linea melodica di una sola linea melodica di 16. Non è mica fine so 3 di 16 e mica 6 di 8 se può basare nella linea melodica e poi d'altronde di ciò che rimane in dei più anziani gli anziani dicono Uderzino dunque 3 terzino 3 filari c'è una césure les hémistiches eccetera ma di berghi infatti di una sola linea. Dunque qui c'è parecchie possibilità per creare rime. Da sapere che non c'è mica una classifica di queste possibilità. Non vuole mica dire che quella che abbiamo messa in quarta guida è meglio che la prima. Non c'è mica un ordine di qualità. Certe volte c'è assai di più qualità un terzino di rime nesche che un terzino di rime doppie in due buede bulla tutti i batti mette rime doppie ma c'è meno poesia dunque non è mica un giudicamento di qualità ma di abbonta appena perché chi forse un bel idea mica tutto quelle di uvon non è bel idea mica dunque rime go presento Badiuetto non è mica un'affare di qualità so rimenesche dunque rimenesche vuol dire che avete i 3 filari di 16 sillabe e a rima di avine dunque qui palese rima con divese e con paese d'accordo dunque passioni na giù barretti e quasi tutte so palese di guane quasi tutte so l'altra so divese una sola mi fierisce quella di un mo paese e rime so qui a avine. Dopo avete un'altra possibilità che è quella di rime nesche mozze. Dunque qui i primi sono esempi costruiti apposta, non sono mica trovate cantate che sono rigacciate di buidi. Dunque passioni in aggiubaretti quasi tutte sono palese, di guane quasi tutte, so l'altra sono diverse, qui non abbiamo mica cambiato per mostrare che ci sono rime qui, c'è una rima qui, e in l'ultimo filare, qui c'è una tagliatura
E dunque qui c'è una rima. Qui mi fierisce chi rima con capisce. Dunque, mozza perché qui dunque di tagliato in due o village e dunque in l'ultimo ci sono queste rime qui. Dopo, in fondo, avete rime doppie mozze. Dunque, rime doppie vuol dire che c'è da essere rime all'interno di un village. Dunque, qui, passione, Nadio Barecchie, quasi tutte sono palese. E qui, c'est cambiato appena, sia uno e sia un vecchie per poter avere rima, una conosco diverse. Dunque, è una rima all'interno, qui, e una rima qui. Comunque. E per compiere qui, avete donne, non all'ultimo village, in l'ultimo village rimano insieme. E sono sferenti di quella di sopra. E dopo è la rima doppia completa, in due qui, tutte quelle qui rimano insieme e tutte queste qui rimano insieme. Ecco. Dunque, passione in Nadio Barecchie, quasi tutte sono palese, sia nuove sia vecchie, ne conosco diverse, e tu ci danno la rete chi ne aspetti le sorprese. Allora, di difficile, di più difficile, cioè appena di più di maestria e di ricerca di rima, e certe volte, certi buedi vogliono a tutti i batti fare rima doppia, per mostrare giusto appunto questa maestria di lingua, questa maestria di rima. Ma certe volte ad essere più bella a livello più poetico una rimanesca che una rima doppia. Dunque non c'è mica di più difficile, di vero, a livello di maestria di rima, posto che cioè trovo di più rime, qui ce ne 3 e qui ce ne 6, dunque fine 3 e 3, posto che non sono mica 6 insieme. Ma non vuole mica dire che lo cambia a qualità. La qualità è certe volte più interessante in una rimanesca mozza o in una rimanesca semplice. Si dipende di un soggetto, si dipende di viure adobrate, perché questo solo è rime, ma dopo ci sono viure poetiche che si ritrovano in tutte le poesie, l'anafora, viure, immagine, tutto ciò che si può trovare a livello poetico e che si inserisce in più di questo in un discorso cantato. Scusa, micro. No, dici parletti dunque di struttura di un terzino e mi domandai, perché non parletti mica di stile di tonario quando ci sono i rimi doppi? Allora, infatti, di ciò che ho detto prima, di berghi non ha struttura, se non vediamo solo la struttura poetica di un sistema dotonario, di berghi, ma dopo ce la rimettono in lei con la struttura melodica. E la struttura melodica di berghi è costruita non ha un filare sano. E per questo che preferisco parlare di terzino per questa qui. Di berghi a livello di scrittura di un sistema dotonario, è sicuro, a livello di scrittura. Ma dopo, posto che di un canto e che c'è una melodia che è veramente costruita non ha un filare completo, e poi di non perché chi l'anziani adobrano sempre questa parola qui. Gli anziani non hanno mai parlato, i più anziani buoi di Radio Interrogato non hanno mai parlato di destino dotonario. Per loro sono terzini, sempre. Allora, anche certi padieli, dunque. Allora, conosco di meno a Badiela, dunque mi pronuncerà di mica non a Badiela, non ho mica studiato a Badiela, ma forse di noi che si buonerebbe, forse che non so mica, perché chi non ha mica studiato veramente questo aspetto qui, ma forse che siamo noi a in una generazione più di strutture, come diceva prima, un ritmo più preciso, e node che sono specifiche, se può stare assente, dopo va stare assente due bue di anziani, e melodie non sono mica le stesse. Avete certe node che forse saranno qualificate, tra virgolette, diverse.
perché che un'altra mica in da musica temperata, in da chitarra, in da piano, ne ritrovate mica. E forse che siamo noi dico noi, è generazione, chi vogliamo di più far quadrare sti vati tradizionali in un sistema più preciso. Non so mica sicura, ma in tutti i casi La musica sappiamo che giusto appunto dunque c'è una musica che mica temperata che avevamo estetizzato tutto ancora Badiela si cantava oggi come si cantava mica ieri. No, ma quando lui parla di sestine autunnali, io mi domando se non so mica quelli che hanno lavorato Nantes, che hanno scritto, ben so a Germana de Zerbi, che ha messo un ballo all'affare e sestine autunnali. Io ciò che dici è siamo noi in un quadro che abbiamo costruito va quadrare. Si tratta degli anni 80, voilà. Dunque, quando è sortito Iso Libri con Raffaele, e sestine autunnali. E qui ne riuniamo a Uderzino e tutti dici che l'anziano hanno sempre parlato di Uderzino. Dunque, ciò fa piano di noi qui e di beh di riunione non ta ciò che si è potuto lì, a di beh che è Montegrado, sestine autunnali, invece che a forma di questa. A forma digeremo. Secondo l'anziano di questa. A forma di questa. E beh, di beh di secondo i più anziani buedi e ancora Tony Casalong, ma ricordo che quando ha sostenuto a Desa e andai a e ha fatto questa rimarca qui, ha detto mi va già piacere di gente parlare di Derzino perché chi permette sta forma qui. I più anziani hanno questa formula qui di così che li ueleno. Dunque ha giù preferito seguire questo aspetto qui e tutto l'interesse sul lavoro così che riviene ai fondamenti, diremo, e che ci ne siamo scordati. Allora, se non c'è mica d'altre domande a struttura, giusto appunto, appena l'aspetto uganto, di un canto, e dunque, qui, Badiou mostrato appena, allora, questo è un stato di ciò che si ritrova in da modesa, allora qui abbiamo avuto l'appoggio e l'aiuto di musicologi, perché chi non so mica musicologa, dunque abbiamo avuto l'appoggio e l'aiuto di Francesco Berninghi con in radio e di Gece Brudini, beh, a descrizione, beh, di mantenere tutto ciò che dice su per passare di Uganto a questo sistema qui di innovazione. E no, perché hai parlato giusto di stenode con un'entrianomica a gamma temperata e qui c'è una partizione. Allora, come spieghi su fatto di ritrascrivere un canto che in fin di conto ha di modo donale, con sti guardi doni, ste node, ste dissonanze, ecco, allora io per me, se tu mi vuoi spiegare. Hai do cos'altro forse. Perché sta descrizione di Beraghi mi sono posto a questa questione di dire chi faccio mettiamo mica e dopo la discussione giusto appunto con Francesco mi ho detto cioè quanto che a mostrare che appena mi ha detto per poter mostrare la varietà a differenza tra di un po' e dell'altro, perché qui non se ne vede che uno, ma infatti ce n'è una decina in da destra. Da poter fare un paragone di l'evoluzione. E di per questo che sopra ci sono tutti questi piccoli cose qui. Sono questi piccoli cose qui che notano, che marcano le variazioni, che trascrivono infatti le piccole differenze, o fatto che non è mica una nota esatta, precisa. Ecco, ci sono queste piccole segni qui. Dunque, qui infatti un verso di Carlino Arsucci, Carlino è l'idea qui, e soprattutto l'idea Zante,
di un piccolo registramento a Fabisante, dunque che di noi bile di usotto, un ritratto che di può avere a disambrancasio, dunque in 2013, dunque ci si vede Garlino Arsucci, ci si vede Dorna Babone, Carlo Maria, e Babone di qui, e qui improvvisé di alcun, non si vuole mica, ma si riconosce sicuramente per quelli che seguono, ma rispondi di Rocco Mambrini o Rosignolo di Zilla. Dunque qui o ritratto non illustra mica esattamente lo strato, posto che qui Babone improvvisé con Rocco, ma illustrato di con Carlino. Allora, si vuole di noi, bon, in giro c'erano altri cantatori, c'era Tito Limongi, per esempio, c'era Francesco Ligiani, c'era Babu, e qui in giro si vuole, qui c'è Francesco Simeoni, di noi, e qui sono appassionati, si vuole di noi, pubblico, appassionati, e la giudicia dunanta, si vuole di noi, che c'è parecchie persone che ha registrato sta passata. Allora, dunque, certi improvvisatori sono conosciuti di noi per usaganto, per Azorogge. Per esempio, qui abbiamo messo l'esempio di Garlino Arsucci, era assai conosciuto Garlino per Azorogge, una voce allora, già prudente, soprattutto quando era giovane, e poi di noi con una capacità di riuccare, eccetera, che gli permetteva a certe volte di sghigiare appena, per esempio, a livello di asilo, gli mancava un asilo, faceva una rivucata in più e si cominciava così per entrare e per riuscire a sorte a avere comunque a far passare, ma di queste piccole mancanze, mica usolo, per la sicura a fare questo, ma parecchi buoi hanno bogge così che gli permettono di alle volte c'è un aspetto che fa che quasi voce pudente pigliano a Zubrana non ta uso partenario, perché non c'è mica scordato di rispondi di una giustra quantunque, e in due zivelle che c'è un improvvisatore che vince, tra virgolette, sono le reazioni di un pubblico. E dunque certe volte, certi buedi che hanno una voce budante la dovranno per pigliare su brana, non ta uso avversario, poi la sua poesia, poi se appena sotto, e si sboiano così. E poi il pubblico ad essere sensibile, di sicuro, a una bella voce, a un'armonia, eccetera. Da sapere che i cantatori che da gente qui, in due scambio, erano di noi cantatori rinomati di Badiela, dunque Babone e Carlino. Abbiamo messo su piccolo strato perché qui c'è qualcosa, la giuridro poche volte, sta aspetto qui, l'abbiamo messa questo, un teguli ma in cerca d'armonia, infatti è da gente che quando qui di Babone che comincia a cantare e a Avine, c'è Carlino Arsucci che giunge a noda finale e che si mette in armonia con lui. E questo è un momento forte per quelli che stanno assenti perché chi dice non accade mica spesso. E poi mostra che c'è una complicità tra l'improvvisatore e chi qui giusto appunto a oggi non è mica dobrata per pigliare su brana, ma di dobrata per costruire qualcosa. Per costruire un'armonizzazione e un scambio di più piacevole, ma di. Allora, d'altre volte, e Carlino giusto appunto ne aveva di maniera spessa, certe volte certi improvvisatori tagliano a parola. Non lasciano mica venire uso partenario perché chi giusto appunto li vogliono, come li dicevano, Carlino mi diceva sempre, cioè la tagliali a chica. Dunque, giungono e tagliano l'ultima rima per impedirgli di va a so finale precisa, perché chi a finale, come l'ho già detto prima, di spesso che li ricercano come rima, perché chi ha da essere un punto forte, dove la incalca. E d'altronde i toscani l'ottava rima abbiamo una martellata, l'ultima.
A martellada vuol dire che di qui chi s'appoggia, di qui chi sia Zivageri, sia Sibia Subhan, potremmo dire che l'ultimo villare, se non ribiamo i termini più giovani, sarebbe una specie di punchline. D'accordo? Di veramente qui chi ce la podia e ce la facile a valere, ma di. Allora, ciò che ho detto in principio, ho detto spesso io rispetto, ma certe volte c'è l'affare di tagliare. Allora, e qui, giusto appunto, a maggiorità di buedi on li biage mica. On li biage mica, on è mica campato quando un altro buedo bene a tagliare, giusto appunto, e a impeibi divini, e beh, sino al punto che certi buedi dicono, io con lei non ci voglio più cantare. Dunque, certi avagano, ma non è mica considerato. On va tout di daia, on va tout di veramente di daia. Dopo a vine chi è forte, chi è martellata, ma di che di abituale. E dunque qui, tu strato e udro assai uelo perché chi, bon, di corto, e da gente di veramente corto, ma siamo in una spertera veramente di uganto e in da ricerca di l'armonia a livello di uganto e di noi di parole. Spero che sia da gente va. Ogni è maggio, è un giorno segnalato. Che festa che sembra un caggio, alla messa sono panato. Con te oggi non è l'agio, per tutti l'agio pregato. Oh, per tutti noi, sapendo come sei solo. Che dietro ai santucci o a poco migliore. A San Brancaggio stasera ti fanno una grande preghiera. Di Carlino, qui bon, la giudetta che ho ridato un'illustrare mica esattamente, di Carlino con Babone. Trovo che è un bello basso per giusto appunto sta aspetto qui. Bon, dopo tutto il basso dove hanno parlato di San Pancasio, di una vesta badonale, era veramente un bello scambio, una bella stonda di me rispondi, ma sto aspetto qui, sto basso qui, Beh, Carlino aveva già spesso, infatti, perché chi è un cantaore di Badiela, di noi. E i cantatori di Badiela hanno l'abitudine di armonizzazione, di mettersi nella voce di l'altro. Carlino aveva già spesso quelli che dove lui improvvisava bene, ma di dove era in amicizia. E poi secondo di noi contesto se così in un scambio qui si parla di usanto, di preghiere eccetera, dunque di un contesto ma di piuttosto dolce, favorevole. Certe volte bella sicura quando non di un contesto di magagna forse bene mica di stessa maniera, ma io e Carlino aveva già spesso on a mica in te Carlino. Come? No, a Badiela non penso mica a Rosignolo. Io in tutti i casi non l'ho mai inteso. Forse è più giovane. Forse Paolo a Bodì. L'ho conosciuto. Badiela non l'ho mai inteso, ma bon. Bon, dopo cantava canzone di noi. Canzone sì, ma Padiela no. Allora, qui abbiamo parlato appena di uganto, di armonizzazione, dunque i versi, secondo il soggetto, prima parlavamo che c'è armonizzazione, c'è può essere due, secondo il soggetto, il contesto, certi buedi cambiano anche il verso.
certi bueti hanno due diversi che li adobrano, per esempio in ciò che ha ridurre spesso, certe volte ci sono piccole variazioni, è normale, ma certe volte è veramente un cambiamento totale diverso. Olivier, on sait, a Vage, e soprattutto Tito. Tito ha veramente due diversi completamente differenti. E a Ige è fatta apposta. C'è un verso che è più gioioso, più malizioso, più scherzoso, secondo la tematica, secondo ciò che è l'uganta, e ha un verso più classico, più dolce, più calmo, per i scambi seri, solenni, eccetera. E questo è fatto veramente di maniera gusciante in de Tito. L'adobro di questi universi. Yeah. Ma anche dal tribù, come Olivier, certe volte ci sono variazioni, cambi, eccetera. Allora, qui ci può essere una variazione da guidezza di verso, per esempio, Luigi Savignoni cantava una medaglietta, sai in furia. Allora, gli altri piano di più tempo, sono più calmi, più dolci. Dunque, questo è veramente proprio come abbiamo detto prima, a persona. Giusto un piccolo punto, giusto appunto, non sta l'improvvisatore, forse Guy Paolo può testimoniare dopo. Qual è l'improvvisatore? L'improvvisatore prima di un appassionato di esa lingua e di esa cultura, che è innamorato di lessico, di lusi, di detti, di verbi, e di non di un artista. Un artista che vuol dire che è capace di creazione e che ha assai immaginazione per lo più. Ma ricordo di un Tiame rispondi una volta, di appena surrealista, ma di eravamo in Pigna per un'amica per Natale, di d'estate, c'era stato un scontro, e a tavola si sono messi a cantare, non so mica ma ricordo più quale primo che ha cominciato, con tutte le insegne di magazzini. Dunque c'è stato Weldom, c'è stato Monsieur Bricolage, tutto, ci sono passate tutte, But, McDonald's, e hanno fatto una passata così in rima con non una tematica veramente veramente surrealista, esattamente. Ma ci vuole comunque questa immaginazione, riesce a mettere questi nomi che allora, certi sono stati adoperati tale quale, francese, inglese, eccetera, altri sono stati corsizzati per rima, ma voilà, ci vuole questa immaginazione per riesce a tenere in tematiche simili e veramente straordinarie quasi. Voilà. Dunque certe volte ci sono cose così appena particolari che dicono una sorpresa, qualcosa di differente. So di noi per lo più appassionati di i rapporti umani, ciò che li piace di un scambio. Quando arrivano una serata di Diame rispondi, di per cantare, di per scambiare. A una serata di Diame rispondi, non si canta mica solo Diame rispondi, si canta Badiele, si può cantare altre canzoni, e poi soprattutto c'è sempre questo scambio e queste relazioni umane essenziali. Tu la sapere che qui in Corsica, dunque, sono appassionati che hanno un statuto d'amadore, ma di amadore in due sensi che per avere in tutti i casi qui o Diame rispondi, l'artista di Diame rispondi non è mica riconosciuto come un cantautore che da andare con un micro a guidare e ad essere pagato. Elli, per lo più, quando li si spiazzano, non sono mica pagati. Allora, sono invitati a cena, secondo dove li si spiazzano, li pagano l'hotel, eccetera, ma per avere, c'è un costato veramente, non c'è mica questa riconoscenza finanziaria, che non è mica solo finanziaria, vuol dire che c'è un statuto da redo, vuol dire che c'è una riconoscenza veramente alta, come li buono avere, per esempio, giusto compionante a quello dopo la domanda, i buedi toscani sono pagati quando arrivano. I buedi sardi, quando li vanno in una gara, sono pagati.
E dunque, qui a Bago non è mica solo l'affare di Docadu Isoli, di vuole dire che c'è una riconoscenza di succedati da qui. E per ora, di bere che tutti i casi sino a ora c'è mica stato uno stonde. Yeah. Yeah, sì. Una riconoscenza non fa scena, poi mica diamo a gente di beni da cantare in una scena e non pagare mica di bere a chi o tutto qualcosa non è mica normale. Ma io penso che è più bello statuto che lo si può avere se chiamato Buedi. Allora, giusto nel statuto di Buedi, certi lo ricusano questo statuto. Certi dicono no, e usano improvvisador, non sono mica Buedi. Mica tutti, ma certi. Dunque, cioè, giusto per dare una precisione, ma ieri di berghi sono isoli a essere chiamati Bueda e di berghi di comunque una riconoscenza importante di società e d'altronde la riconoscenza c'è di noi in fatto che li siano imbidati, non da che questa è già una riconoscenza di essere imbidati dappertutto, qui c'è a San Martino in patrimonio sono imbidati Buedi, certe elezioni, ai veste di elezioni sono imbidati Buedi, ai matrimoni sono imbidati Buedi, dunque ieri sta riconoscenza comunque c'è di berghi per aborto e per questa con la Giumès per aborto all'altri Buedi di in giro di un Mediterraneo. C'è mica sta riconoscenza guidi o spiazzamento o manco o dia o basseggio non tu scena e chi forse potrebbe essere un piccolo sopra più che darebbe una riconoscenza in più ai Buedi e a ciò che li va non per la cultura. Yeah. Yeah, sicuro. Ah no, questo è sicuro. Che la sia all'interno, una veste, ma c'è vera che qui quando si tratta di parlare di scena e come tu l'hai detto altro facendo assai scena, forse più che da noi, in Toscana, e qui c'è vera che non è mica normale. E giusto, dunque, l'improvvisadore è un appassionato anche che di noi cusciante, in senso che le cusciante di a sorte di un fatto che lo ha maestria qualcosa di particolare comunque, quando sono tutti cuscianti e di noi di l'effetto che lo produce nel pubblico. Ne sono cuscianti e lei davvero in da prossima diapo che die giusto appunto a lei con il pubblico, sono cuscianti di questo effetto qui che li produce non comunque non ta uso pubblico e non ta lasci cantare. Dunque giusto appunto alle con il pubblico, dunque qui di San Vincente a Vesta Padronale di Pianello, 2010, dunque di un'improvvisata da Carlino Arsucci e Olivier Anset. Dunque abbiamo mostrato dopo, abbiamo la video e ma non vi spiego dove abbiamo le cose. Dunque, ne abbiamo parlato prima, noi parlavamo di protocolli inconnus, c'era o di me rispondi tra di elli, o di me rispondi di musicanti di jazz, o di me rispondi tra i due entità e lo scambio con il pubblico. Lo scambio con il pubblico è essenziale in due me rispondi. Quando si scontrano due improvvisatori, che rudio, forse hanno avuto due di suvade, bestaludassi, eccetera. A vage, no? Certi a vage non senza problema. Ma è importante per lei avere un pubblico. Mica, vuole mica dire se non tu scena, ma essere come qui in torniati, a un bancone, di un pubblico, perché il pubblico interagisce di noi con chaque maniera. Rie, che è essenziale. Magagna, in due mi risponde, fa rie, è essenziale. Dunque, se il pubblico rie, avete vinto.
avete vinto a vostra trovata, Dio una bella trovata, ed è riuscito a fare qualcosa. Dunque c'è questa complicità e questo scambio permanente, infatti, con il pubblico. Quando li cantano da lì, si vedono la tribù, vedono di nuovo il pubblico. Ai davvero per questo che abbiamo messo su strato, dunque cantano, e a un momento ai davvero a Carlino, di poco su un minuto, 55 secondi, che lampa un occhio, vede il pubblico. E infatti quando lo vede il pubblico, verifica l'effetto che ha fatto nel pubblico. Ciò che la gente pensa di trovata. Dunque, questo è essenziale, questa complicità e su scambio permanente con il pubblico. Certe volte è il pubblico di noi che interviene e che da lanciare qualcosa, un soggetto, da dire sia lanciare un soggetto, sia ce la fa cantare. Dunque, il pubblico fa di noi parte di un scambio. E questo è importante. Dunque, sta lì con il pubblico c'è questa complicità e ha messo in risalto in differenti scambi ciò che è chiamato la funzione fatica. La fonction fatigue du discours. Dunque, qui di Abuja, di interpellare, ma di il pubblico. Fidiate come lo parla, state assente come lo canta così e voilà. Dunque, questa funzione si ritrova in tutte le passate, c'è sempre. C'è sempre, sta lì, questo scambio con il pubblico. Un'altra affare interessante che si ritrova in questo piccolo strato è la nozione di un quadro interazionale. Dunque, abbiamo detto prima che il soggetto sorge di maniera naturale di un scambio e di un contesto. E di un contesto vuol dire di tutto ciò che è in giro. Tutto. E qui, per esempio, a un momento dato, Olivier Ansel e la da anche mostra ad diocesi di ciò che è in giro, dunque di un fiume, e ad anche mostrare il fiume. Dunque, tutto ciò che è in giro ad nutrisce la sua improvvisazione, ad essere quel che l'ha aiutato a costruire i suoi villaggi e le sue trovate. Dunque, questo si ritrova di stessa maniera in tutti i grandi improvvisati. Ci sono i waschi che hanno aperto, c'è Didier Laborde che ha fatto un studio interessante e ne parla anche lui. E tutti gli improvvisatori, Buera forse conferma Paolo, si hanno di ciò che è in giro a lui, di un quadro interazionale, di l'ambito per nutrire l'improvvisata. Dunque, Billerhead illustrato Olivier Ansel che mostra e che parla di un fiume. Un ultimo punto che voglio mintare per portare al pubblico è ciò che l'ha chiamato, quando l'ha interrogato Tony Casalonga, l'improvvisata silenziosa. In il pubblico avete parecchie categorie di pubblico. Avete gente che si trova qui a caso e che sta assente, è appena studente, che è studente, sto assente. Avete persone che sono interessate bene, una o due serate, seguitano a pennuccia, conoscono a pennuccia le regole, ne vogliono sapere di più. Avete i passionati che sono a tutte le serate, che sono qui, che registrano, che commentano, che discutono con i bueti, danzano, dopo, che fanno berte di famiglia di bueti, infatti. E in queste persone qui, spesso avete improvvisatori silenziosi. Sono persone che sono talmente interessate, ma che non si capiscono anche. E spesso avete gente discutono tra loro, ad dire a fine, ad seguire a finale. Cercano a finale, cercano a rima, secondo a prima e a seconda che l'hanno inteso, cercano elli di non una rima e secondo il soggetto per assicurare il contesto e tutto il resto. E spesso si sente che ad dire e si sente una parola in lei con il soggetto e quel rima. Sto fatto qui, Anthony Casalonga l'ha chiamato l'improvvisata silenziosa e trovo che è una bellissima formula per queste persone qui che
a l'isibro di cominciare a mettersi a udiare rispondi. Ecco, dunque vi faccio passare o piccolo strato e figliare Carlino uso sguardo e dopo Olivier che da parla e mintua quello fiume. Quando joga com o Malarda gira do musa mi dá o meu jogo que é lontano sta sempre agli stesso che presto sente il fume io ci voglio un caffè ma non mi rispondi che tu voggi bianco senza cadi fume ma se tu mi ogni rugia io mi rampondo tu capito tornati il raggio stai a lottare con me o vuoi non mi arrabbiare e io so sempre di zone e tu sei un cinderato ecco, avete visto lo sguardo quando lo finisce uso d'artino Fedia Bebel che effetto ha fatto un antau pubblico e Olivier chi mostra ecco. Allora, facciamo più di un'oretta che non siamo qui, dunque a gonfie, quantunque. Dunque, so di già ringraziabili di essere stati presenti qui, dopo aver ascoltato e di aver partecipato a questo scambio. Dunque, abbiamo potuto presentare qui qualche elementi e vi voglio un piccolo punto nella situazione attuale di Udiame Rispondi, quantunque. Si può dire che Udiame Rispondi si trova in una situazione delicata. Paolo dice anche più che delicata. Dunque, gli anziani che hanno permesso di rilanciare l'improvvisata aperte dagli anni 80, in Pigna, eccetera, sono quasi tutti perduti. Dopo che ho cominciato uno studio, so più di una decina di poeti che sono perduti. E di sicuro, per se c'è una leva nuova che è qui, con parecchi giovani, sono belli luoghi l'occasione di scontrarsi, l'occasione di incontrarsi. L'occasione abituale che rimane tutti gli anni è il famoso Udiame Risponde di Natale in Pigna. C'è il Gudeadale che cerca di organizzare tutti gli anni un avvenimento, ma dopo è appena di più complicato. Già anni fa, a Via Deserada, in Santa Rebarada, in Ghisonaccia, abbiamo fatto non so quanto serate, Paolo. Dopo, bella sicura, c'è stato il Covid, c'è stato tutti questi elementi a mezzo che hanno forse piantato certe cose, ma mica solo. Allora, c'è quantunque, posto che a Zoo, da parecchi giovani, c'è da altri giovani che ci si mettono. Qui all'università, a Zoo, che ci sono i giovani che certe sere, in caffè, si brovano e cantano anche proprio, d'après ça, ai ritorni che noi abbiamo. Di è che non è mica un fenomeno diffuso. Ma di, come per esempio, se lo esibì a Badiela in tutte le serate, ad esempio, a un momento dato, a Uancone una Badiela, 2, 10, 15 Badiele, serate nostrale per la sicura, mica serate di DJ, eccetera. Ma forse che a Badiela è di più praticata dai giovani che Udiame Rispondi. E per poter rimbidulire su Udiame Rispondi,
a me mi pare che un po' più passava che per un insegnamento o manco una sensibilizzazione a ciò che lui mi risponde nelle nostre scuole. Un po' essere qui, perché tutti gli avvenimenti tradizionali e naturali sono di più in più pochi e di più in più difficili di gente stare qui fuori di queste stonde qui che abbiamo mentuato prima. Bella sicura. Tito e altri giovani. Tito, allora, non hai mica previsto di mostrarlo forse, ma la di qui. Qui, quando... Terrazzoni, altri giovani, ma anche più giovani, ce ne sono altri anche più giovani che praticano. Giusto per mostrarvi, infatti, quando prima abbiamo parlato di incontro, programma incontro, in un programma incontro c'è stato questo piccolo libro che è uscito dopo a queste ricerche e un'aperta di studio Hawaii dirà di dire come si è diventato poeta, da 2 anni. Allora, qui, a Viscia, che è quella di Carlino Orsucci. Dunque, Carlino Orsucci ci dice che usava improvvisava, improvvisava, o buona qualcuno vegia, a mamone di noi, da famiglia da dei quel fucci si cantava. Se poi l'idea è quella di Tito Limongi, c'è Tito qui, c'è una testa e c'è ordinatore a messo. È gli stessi che hanno fatto la viscia di trasmissione. Perché? Perché chi hanno imparato, infatti, con il volo corso. Allora, non abbiamo mica parlato qui, perché non era mica dopo, non abbiamo mica fatto di appo, ma ne abbiamo parlato, bella sicura. Infatti, hanno cominciato così, Terrazzoni, Brandon, con scrive e rispondi. Ne abbiamo parlato appena prima. Sono altri poeti più anziani che l'hanno dato regole, hanno detto se è così, cioè tanti bei, cioè così, cioè quella, e hanno cominciato a improvvisare così scrivendo e dopo si sono lanciati. Dunque ci sono questi giovani qui ce ne altri sotto più giovani, voglio dire, c'è Pedro Saverio per esempio. E poi ce n'è altri, d'après ciò che ho capito, qui all'università, e per questo che forse ce n'è qui oggi e che forse potremmo avere nomi. Non conosco mica, ed è per questo che dico se ci sono giovani qui che si vogliono va conoscere. Ah, d'accordo, Clemente Geroni, d'accordo. Ce ne parecchi, a un teso di che c'è parecchi giovani che ci si mettono, un certo Pasquale Rossi, mi pare, mi hanno dato questo nome qui di noi, bella sicura c'è Lisandro Moretti, ce ne sono altri, ma sarebbe di sapere, veramente, quali sono questi giovani qui, che li siano invitati a stare che li partecipino, che li scontrino. I più anziani e che li asibrano, ma di già che li avessero da dire, bella sicura. Traspera, Déjà, se li praticano già una farone. Già bene. Ma voilà, per sviluppare di più, penso che non si può più passare che per le scuole e la tele di iniziazione. Dunque, rimango non l'altra diapo, che dirà giusto posto che abbiamo parlato di giovani con l'ordinatore e certi in da sofiscia hanno messo l'ordinatore sopra. Spesso non hanno mica di difficile di andare in scena quando li sono interpellati di andare in scena di
ancora più difficile che diventa così, dunque dopo a tavola di sferrante perché chi di un altro uomo più bella sicura c'è nemmeno sguardo di un pubblico non a voi, dunque di meglio forse di cominciare così che di non passi subito un'altra scena. Dunque, questa situazione delicata di Udiame rispondi e pure quantunque di apprezzato a livello di un Mediterraneo. Ci sono torna studi in Anda, per esempio lo studio Duello che è dell'Università di Gibria e sono venuti qui a fare un filmetto intervioni 2 anni fa, mi pare che tu c'eri, Paolo. C'è di noi un fatto che ci sono parecchi giovani che hanno interpellato a collettività in sessione all'Assemblea di Gioventù, hanno interpellato quelli che vogliono riconoscere Udiame risponde come patrimonio immateriale bene dai giovani. Dunque questo è comunque un fatto essenziale e importante. E d'altronde dunque la DSEC e l'Ugente Culturale Bogge che ci lavorano e c'è una petizione in linea che può trovare non la DSEC e non la Bogge che può firmare per questa domanda di riconoscenza di Udiame risponde come patrimonio immateriale. Allora, primo punto sarebbe a livello nazionale e poi dopo si può andare perché mica come a Badiela per dire l'UNESCO, ma a prima data di questa qui. Da sapere che il Gantuasco o Ercio è riconosciuto come patrimonio immateriale. Dunque perché mica Udiame risponde, ma ciò che trovo interessante in fatto di questa domanda di riconoscenza è che bene dai giovani. Sono i giovani che l'hanno fatta. Dunque no, quantunque c'è una speranza per la bene di studenti. Dunque, questa iscrizione sarebbe una buona, bella sicura. E poi, come ho detto, mi pare che allora, non dico mica che modo lavoro, di compio, bella sicura, ci sono tante cose donne da investigare, ma c'è quantunque una base che il ganto è stato scorticato, i meccanismi si può dire che ribonono una costante. Queste costanti che sono arcaiche, per questo il titolo dell'intervento, le costanti sono arcaiche, infatti sono i poeti dell'ottava rima che ci hanno detto, posto che ci sono scambi di tanto tanto, ci hanno detto ma Udiame risponde, è forse più arcaico in due sensi che a forma che si è veramente mantenuta dall'antichità, una forma veramente anziana, semplice, tra virgolette, in un senso che è un terzino. Allora, chi l'ottava c'è quantunque è complesso, il sistema di l'ottava è assai complesso, c'è la ribia e rime, c'è questo lavoro di memoria assai importante. Dunque, sono quelli che ci hanno detto la prima volta in due scambi, in un momento di incontro che mi hanno detto, ma Udiame risponde di sicuramente o più arcaico, a forma più arcaica, vuol dire a più diretta, ereditata dalla eredi dall'antichità. Dunque, c'è queste costanti che si sono trasmesse e queste costanti si sono mantenute tale quale quelle sia il luogo, l'epica, le persone, il soggetto. Dunque, vuol dire che sono mantenute donne. Dunque, dobbiamo trasmettere dalle quali possiamo spiegare come si costruisce una rima, ciò che è una rima, ciò che è le sillabe, possiamo fare statelli di integrare il ritmo in una persona. E tutto questo, se le si ritrovano oggi, pur se ci sono state evoluzioni, di una base sola che permette e permetterà a Udiame rispondere di essere sempre presente, digam pas, l'hai detto Paolo, e di essere presente adattandosi alla società. I soggetti hanno evoluto, e maniera, il lessico ha evoluto, come l'ha evoluto già, se può analizzare i ganti di 48, di 1948, i ganti di 2025, i soggetti e il lessico non è mica lo stesso, ma Udiame risponde si è mantenuto. E dunque, possiamo dire che questa base soda può permettere a Udiame rispondere di essere presente, adattandosi alla società, patti e condizioni bella sicura, da assicurare la trasmissione. Dunque, la sfida per Udiame rispondere è da assicurare questa domanda.